Nel 2027 io sarò candidato, spero che mi ricandidino per il ruolo che svolgo ad oggi in Parlamento al Senato, faccio il presidente di una delle commissioni più importanti, Commissione Agricoltura, Industria, Turismo e Commercio. Quindi lei si tira fuori dalla questione regionali? Io non mi sono mai messo nella questione regionale. Io guardo il compito che mi è stato assegnato da Giorgia Meloni. Che sia pretattica o meno, Luca De Carlo lancia la palla oltre le regionali e oltre Palazzo Balbi. Come dire spazio ad altri, anche se in diretta ammette che se Giorgia Meloni lo chiamasse per investirlo dell'onere, non direbbe certo di no. Il problema è quando arriverà la chiamata da Roma, attesa da tutto il centrodestra. Se lo chiedete a De Carlo è un falso problema. Per il centrodestra cambia poco perché, ripeto, una volta chiuso il pacchetto e tenuto insieme il centrodestra, chi sarà il candidato è un dettaglio importante, per amor di Dio, ma non dirimente. Sarà una figura, sì, magari anche molto meno conosciuta del nostro governatore, ma che sicuramente poi crescerà. L'assenza di un bomber vero e proprio, insomma, non è un problema se la coalizione è unita. Il bomber mancato è ovviamente Zaia, che vive però ancora l'ormai tramontato terzo mandato come una spina nel fianco, come ha ribadito nell'intervista en plein air a Mestre con Francesca Fagnani. Ho l'impressione che un po' tutti hanno perso tempo, visto e considerato che poi siamo arrivati ai supplementari nei quali tutti hanno iniziato a dire ma forse ci vorrebbe il terzo mandato. La mia coalizione ha presentato anche degli emendamenti. In generale il centrodestra ha troppo rimandato i compiti per casa. Se in Italia si è deciso a seguito degli scandali in Lombardia, mi pare, sì, di limitare il numero dei mandati, credo che un dibattito interessante come questo non debba avvenire a ridosso delle scadenze elettorali, perché a ridosso delle scadenze elettorali non sembri un qualcosa costruito ad personam. Ma il botta risposta a distanza verte anche sull'altro nodo del dibattito, la lista Zaia. La lista Zaia porta elettorato, sicuramente lima anche elettorato dai partiti del centrodestra, ma ne lima anche a sinistra. È ovvio che nessuno sia felice di vedere la lista Zaia da destra a sinistra. Io non credo che sia stata la lista Zaia a portare più voti a Luca Zaia al centrodestra. Io credo che sia stato Luca Zaia a tirare la lista Zaia, anche perché la lista Zaia, come era strutturata 5 anni fa, era una lista infarcita di tesserati leghisti che quindi difficilmente avrebbero loro conquistato, diciamo così, il voto fuori dai partiti. Che il clima resti comunque ad alto tasso di calore lo fa capire l'altra frecciata di Zaia agli alleati sull'autonomia. Se chiedi a me io dico che si dovrebbe correre molto di più e portare a casa molto di più. Dopodiché nel condominio, nell'assemblea condominiale, ognuno si rappresenta con i propri millesimi. Quindi mi sa di capire che c'è qualcuno che sa il lattico, qualcun altro c'ha il monolocale. Mi fa piacere che parli di condominio, ma i millesimi sono cambiati. Nel senso che chi abitava nel scantinato oggi magari abita nell'attico, perché ha i voti diversi. Già i numeri, quelli in base ai quali, come ha detto in questi giorni lo stesso De Carlo, se alla fine la spuntasse la Lega, Fratelli d'Italia dimostrerebbe una enorme generosità, condita evidentemente da contropartite adeguate in giunta. Ma quanto reggeranno quei voti? Secondo Dagospia, il primo sondaggio post-ferragostano sui partiti vedrebbe un calo di 6 punti percentuali dei meloniani rispetto alle europee 2024. Non credo ai sondaggi, credo, infatti ho citato solo voti, non sondaggi.